cosa succede quando arriva un barcone in Italia, che cosa trova la persona che sbarca dopo un viaggio che sappiamo sempre complesso e che tipo di accoglienza fornisce oggi lo Stato italiano. I migranti allo sbarco vengono accolti dai nostri colleghi del sud, dalla Sicilia, Calabria, dalla Puglia e vengono immediatamente sottoposti a visita medica e naturalmente rifocillati per, come dire, per le prime ore. Sostanzialmente questo avviene normalmente, almeno che non ci sia un, come dire, intasamento di molteplici barconi. Dopo qualche giorno, quindi completate le visite mediche e i controlli di polizia, i migranti, sulla base di una distribuzione disposta dal Ministero dell'Interno, vengono trasferiti in genere a mezzo pullman verso le province di destinazione. Nel nostro caso, quindi nel caso di Padova, noi riceviamo un tot numero di migranti sulla base di una distribuzione stabilita prima a livello centrale, quindi dal Ministero dell'Interno, e successivamente dalla Prefettura di Venezia quale coordinatrice regionale. Quindi il numero viene sostanzialmente stabilito dal coordinatore regionale sulla base della popolazione residente in questo territorio provinciale. Da qui scatta la competenza diretta della Prefettura di Padova, che si occupa della prima accoglienza di ogni singolo migrante, il quale viene sottoposto di nuovo al controllo di polizia, anche nell'ipotesi in cui non ci fosse stata questa possibilità, non si fosse esperita nel territorio delle prefetture del sud per motivi di intasamento, come dicevo prima, e poi vengono accolti, ripeto, per la prima accoglienza nelle strutture che noi, prefettura, quindi lo Stato, mette a disposizione di queste persone, con la gestione ovviamente di persone che fanno parte del cosiddetto terzo settore.